Euroregione.news. Codroipo, i mosaici dell'Istituto Comprensivo. La cerimonia di scopertura del mosaico dell'anno scolastico 2019-2020 in forma riservata, con la direttrice Erminia Salvador, il maestro Renato Zoratto e la docente Lorella Moretti. Ecco, finalmente allora anche quest'anno possiamo inaugurare il nuovo mosaico che ha preparato il maestro mosaicista Renato Zoratto, che è il frutto del lavoro di una collaborazione tra la scuola e il mosaicista di diversi anni. Infatti abbiamo molti mosaici appesi alle nostre pareti proprio entrando nella nostra scuola, che sono frutto della sua maestria e del progetto, delle progettazioni dei nostri ragazzi. I lavori partono sempre così. Prima di tutto i ragazzi delle classi quinte creano un progetto, propongono un'idea per il mosaico e poi i disegni che loro fanno vengono rielaborati, rivisti insieme e alla fine si fa un unico progetto, un unico disegno per il grande mosaico che poi viene realizzato. Lui vi parlerà molto bene di questo lavoro, poi no? Di come anche usa diversi tipi di tessere, diversi tipi di materiali per creare mosaici che sono uno molto diverso dall'altro, anche proprio per la composizione. Siamo entusiaste di solito sempre di questa attività fatta con i ragazzi, perché loro ci mettono proprio tantissima buona volontà. Non possono mettere le mani direttamente sul mosaico perché vengono usate colle speciali che sono un po' pericolose, ma loro producono il loro piccolo mosaico ogni anno e poi lo portano a casa e lo appendono nelle loro case. Anche qui ci sono state diverse possibilità negli anni. Il lavoro più bello, a dire la verità, è stato quello nel quale i bambini hanno lavorato con pezzettini molto piccoli che il mosaicista ha preparato di volta in volta per creare il loro quadretto, ma è un lavoro un po' massacrante e ci ha detto che non lo farà più. Ogni anno abbiamo avuto il contributo della Banca Ter per fare questi lavori, abbiamo anche utilizzato i fondi che abbiamo ricavato finora, insomma, attraverso un momento di preparazione sempre delle classi quinte di un mercatino di Natale nella quale c'era la collaborazione anche con i genitori che entravano nella scuola. Parlo al passato perché purtroppo ormai diventa un po' complicato, ecco, che entravano nella scuola, lavoravano insieme con i bambini a produrre dei piccoli lavori che poi venivano venduti nel mercatino di Natale organizzato sempre dalle classi quinte con i genitori, ed è stata una bellissima esperienza che è durata parecchi anni, diciamo anche un po' faticosa in alcuni momenti, perché insomma il fatto di far entrare persone nella scuola, prendere i bambini mentre c'è la lezione non è sempre agevole, però è stata una bellissima esperienza proprio perché le mamme, anche i papà, anche le nonne hanno lavorato con i bambini, ecco. Dal ricavato siamo riusciti a finanziare alcuni di questi progetti che abbiamo, perché noi abbiamo oltre all'entrata della scuola abbiamo anche nei cortili della scuola abbiamo delle fontane che sono sempre di mosaico, create dal maestro mosaicista Renato Zoratto, sempre con il contributo dei bambini, per cui diciamo lui non ha mai percepito un soldo per questa attività, quindi lo ringraziamo moltissimo per tutto quello che ha fatto per noi ogni anno, sempre gli saremo sempre debitori. I soldi però servono per comprare ovviamente i materiali, quindi insomma c'era bisogno anche di questi. Sono sempre venuto molto volentieri e sono sempre stato apprezzato e diciamo così ho dato tanto, però ho anche ricevuto tanto da questo. Io sono disponibile, adesso vediamo un momentino come andranno le cose. Io sicuramente sì, perché per i ragazzi è interessante il fatto di lavorare con le mani, la manualità, i colori, che adesso purtroppo è una cosa che manca, no? E poi, francamente, anche per me mi sento più giovane in mezzo ai giovani. Ecco. Da Codroipo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news